A seguire vedremo arrivare la banda civica della città di Monfalcone, presieduta da Adriano Persi e diretta dal maestro Enrico Visintin. Accoglieremo ora appunto la banda civica della città di Monfalcone, nata l'11 gennaio del 1951 come banda civica chiamata Oratorio San Michele, ad opera di Don Giuseppe De Luisa. Ricordiamo che la banda civica della città di Monfalcone ha celebrato l'anno scorso, nel 2015, il concerto in occasione del centenario della città di Monfalcone. Arriva anche la Società Filarmonica di Turriaco, presieduta da Andrea Baldo e diretta da Maurizio Zaccaria. La Società Filarmonica di Turriaco nasce nel 1870 ed è l'unica nella provincia di Gorizia ad aver svolto la propria attività ininterrottamente per oltre 130 anni. È testimone quindi dell'evoluzione storica che ha portato le terre isontine a diventare da territorio asburgico a parte integrante dello Stato italiano. La banda muove i suoi primi passi sotto la direzione del maestro Guglielmo Schubert. Assume il suo assetto definitivo solamente nel 1920 e ad oggi conta una quarantina di soci effettivi. Arriverà subito il corpo bandistico musicale della città di Cividale, presieduto da Ariedo Bronte e diretto dal maestro Mauro Meroi. Accogliamo anche la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lavariano, presieduta da Claudio Tonini e diretta da Braidotti Dario.
darei un grandissimo applauso a tutte le bande che ci sono qui oggi a testimoniare come la tradizione friulana e le bande del territorio siano ancora una realtà viva e fondamentale per tutta la nostra regione e per tutta la nostra Italia. Buon pomeriggio a tutti, sono contento e lieto di dare il benvenuto a tutti voi. Iniziamo questa manifestazione un po' in maniera veloce, anche perché Giove Pluvio sembra ancora minacciare qualche goccia di pioggia, e quindi cerchiamo di accelerare le cose. Prima di dare inizio a quello che sarà il concertone, quelli che saranno i discorsi delle autorità qui presenti, propongo un minuto di delle vittime della guerra. Sappiamo che per questa guerra la vittoria del 9 giugno ha causato oltre 50.000 morti per appunto fare in modo che Gorizia diventasse una parte del allora Regno d'Italia. Accomuniamo in questo minuto di silenzio anche le vittime del terremoto dell'Italia centrale e 1.000 morti del terremoto del 76 che ha sconvolto alcune città e paesi della provincia di Udine e di Pordenone. Prego il trombettiere dar seguito al brano, grazie. Bene, grazie al trombettiere della banda di Turiacco. Ed ora un breve telegrafico saluto, un ringraziamento a tutti voi. Sapete che questa manifestazione normalmente e tradizionalmente si faceva a Udine da 36 anni, ma quest'anno è stata spacchettata in due. Quest'oggi la rassegna qui a Gorizia per il centenario del suo arrivo all'Italia, e l'8 di ottobre si farà un'analoga rassegna a Venzone per ricordare le vittime del terremoto di cui prima vi accennavo. Saluto cordiale ai sindaci, ringrazio per la loro partecipazione a questa importante cerimonia, saluto il consigliere regionale Diego Moretti, saluto la rappresentante della Carigo di Gorizia che ci dà del sostegno per poter appunto fare queste manifestazioni. Le bande oggi, come è stato detto molto bene dalla conduttrice, sono 15 in rappresentanza delle province di Udine, di Gorizia e di Pordenone. E a questo punto io, appunto, per accelerare i tempi, chiamerei il dottor Romoli, che è il sindaco di Gorizia, per un suo saluto, ricordando che noi, come è stato detto molto opportunamente, siamo qui per fare pace, per fare cultura, per fare amicizia, perché la musica ci unisce tutti, perché è un linguaggio internazionale che naturalmente fa in modo che tutti noi possiamo essere più buoni e più vicini a tutto quello che è il mondo che ci circonda. Signor Sindaco, prego a lei la parola. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto un rammarico, avrei voluto accogliervi con il sole. Questa città è molto onorata della vostra presenza qui stasera, perché dopo 36 anni, così mi dicevano, di presenza di questa manifestazione a Udine, che per la prima volta questa stessa importante manifestazione sia stata spostata a Gorizia a ricordare un evento
estremamente importante per la nostra città, è un onore e un piacere. Avrei voluto, ripeto, accogliervi con il sole, mi auguro che comunque, magari accorciando un po' i tempi, arriveremo in fondo a questa manifestazione non troppo bagnati. Che cosa dirvi? Gorizia quest'anno ha festeggiato questo centenario, lo ha fatto in forma solenne in questa stessa piazza, con la presenza di reparti militari, di paracadutisti che sono calati dal cielo sventolando un enorme tricolore. È stata un'emozione enorme per la nostra città e per coloro che erano presenti. È un momento importante, un momento che abbiamo voluto ricordare, però non solo come una vittoria militare dell'esercito italiano. Abbiamo voluto dire sì, siamo orgogliosi di questa vittoria, siamo orgogliosi che per la prima volta Gorizia sia diventata una città italiana, ma abbiamo voluto ricordare le centinaia e centinaia di cittadini di questa città che in divisa austro-ungarica erano morti combattendo sotto le insegne dell'impero asburgico. Abbiamo anche voluto ricordare che Gorizia era uscita da questa guerra completamente distrutta, completamente rasa al suolo. È stata una prima città, credo, nel panorama, cosa che poi abbiamo visto nella seconda guerra mondiale essere diventata una cosa abituale e normale, completamente distrutta. Prima è stata bombardata dalle artiglierie italiane, prima della conquista, e dopo il 9 agosto del 16 è stata bombardata dalle artiglierie austriache, quindi non ci siamo fatti mancare niente e quindi Gorizia è uscita distrutta da questa guerra. I goriziani dell'epoca si sono rimboccati le maniche, hanno ricostruito una città, l'hanno ricostruita nuova come oggi è Gorizia, perché Gorizia tutto sommato è una città che ha caratteristiche particolari ma che risalgono tutte al primo dopoguerra. Quindi grazie, ripeto, di essere qui, di essere insieme a noi a ricordare questi eventi che vanno ricordati come abbiamo fatto il 9 agosto in questa piazza, alla presenza della Presidente regionale Serracchiani, l'abbiamo ricordata a tutto campo, le ho detto. Non abbiamo voluto farne una manifestazione a un senso unico e anche oggi, con la vostra musica, con la vostra presenza, ricorderemo tutti i caduti, li ricorderemo di tutte le parti del conflitto, ricorderemo cioè coloro che si sono sacrificati per compiere il loro dovere, da una parte e l'altra dello schieramento che all'epoca si è combattuto. Grazie a tutti. Grazie signor Sindaco. Volevo dire anche che insieme a me a rappresentare l'Ambima c'è il vicepresidente Moro Pasquale ed il componente della Giunta nazionale, il signor Gino Vallerugo, ed altri componenti del Consiglio regionale della nostra associazione che ringrazio per la loro fattiva collaborazione, come ringrazio il sindaco Romoli che ha appena parlato e gli uffici del comune di Gorizia per essersi affiancati a noi nell'organizzazione di questa importante manifestazione. Ora cederei la parola per un breve saluto il signor Poian, che è il presidente provinciale dell'Ambima qui di Gorizia, che ha cercato in tutti i modi di fare in modo che il tempo ci desse un po' di spazio per questo nostro incontro. Prego. Grazie e grazie soprattutto a tutti voi colleghi per essere qua oggi a festeggiare su questo palco e su questa piazza questo ricordo e questo centenario. E io vi ringrazio soprattutto perché questa mattina c'è stato tanto batticuore, perché pioveva, si apriva il cielo, pioveva, si apriva. Alla fine siamo arrivati qua e tocchiamoci il naso. Non so se il sindaco qua ha delle conoscenze in alto per cui ha fermato tutto e adesso non piove. Se ce le ha, veramente bravo. Bene, grazie di essere venuti di nuovo. Io mi limito a queste parole di saluto perché che non venga la pioggia. Grazie. Non viene più. Allora, la dottoressa Pontello della rappresentanza della Carico di Gorizia che chiamiamo qui sul palco per portare il saluto della sua organizzazione. Grazie.
Grazie, un saluto da parte del Presidente della Fondazione, il Dottor Gianluigi Chiozza, che non può essere presente qui oggi. È veramente un compiacimento di vedere questa piazza vitalizzata da tanti giovani che fanno cultura, arte, educazione dei loro istruttori e mentori. Un buon divertimento a tutta la città per questo momento veramente speciale. Grazie. Grazie a lei anche per la sua sinteticità nel portare il saluto, ed ora chiudiamo questa carrellata di saluti con il consigliere regionale Diego Moretti, che chiamo qui sul palco per portare il saluto dell'amministrazione regionale, che pubblicamente intendo ringraziare per il sostegno che dà alla nostra associazione per le nostre attività. Prego, consigliere. Pensavo veramente di non parlare perché qua giustamente i suonatori aspettano di iniziare perché il tempo si mette a rischio, per cui io non posso che ringraziare l'Ambima, ma soprattutto le bande che oggi partecipano a questa bella giornata, il cui significato bene ha fatto il sindaco Romoli a descrivere e a spiegare. Per cui io non posso che ringraziare nuovamente gli spettatori, le bande, i dirigenti delle bande e i presidenti, i maestri, perché fanno non solo musica, che è un linguaggio universale, ma svolgono soprattutto una funzione sociale nelle proprie comunità, e la presenza dei sindaci assieme alle bande credo testimoni anche questo, per cui veramente grazie all'Ambima per aver organizzato in provincia di Gorizia e a Gorizia, in occasione di questo anniversario così importante, questa manifestazione. In bocca al lupo. Grazie al consigliere regionale Diego Moretti, ed ora entriamo nel vivo dell'associazione, dell'organizzazione della manifestazione con il concerto d'assieme. Prego la conduttrice di andare avanti con la presentazione. Ringrazio ancora una volta tutti i sindaci presenti, il presidente dell'Ambima Eugenio Boldarino, il sindaco, i consiglieri e la responsabile della Carico. Possiamo lasciare spazio ora alla musica, che è la vera protagonista di questo pomeriggio assieme. E cominciamo con il concertone finale. Il primo brano in programma è O Soldato Innamorato. Dirige il maestro Maurizio Zaccaria.
Una piccola nota tecnica prima di continuare con il concertone. Chiedo gentilmente ai direttori di tutte le bande di aiutare il direttore che dirigerà qua o di avvicinarvi, perché altrimenti rischiamo l'effetto eco. Corpo bandistico Città di Cividale. Corpo bandistico Pastorutti di Manzano. Filarmonica Verdi di Lavariano. Music Show Band e Majorette di Prata. Banda civica Città di Monfalcone. Filarmonica Città di Cormons. Società Filarmonica di Turriaco. Banda dei donatori di sangue di Villesse. Filarmonica La Prime Luz 1812 di Bertiolo. Società Filarmonica Verdi di Ronchi dei Legionari. Società Filarmonica di Colloredo di Prato. Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli. Società Filarmonica di Bagnarola. Possiamo concludere ora con l'ultimo brano in programma. Ringrazio di nuovo tutti voi che avete partecipato e soprattutto la musica, che è sempre padrona in queste occasioni. Concludiamo con l'inno nazionale. Dirige il maestro Alessandro Vigolo.
e presso i giardini Corso Verdi adesso c'è un rinfresco. Grazie a tutti, al prossimo anno. Tutte le bande possono andare verso Corso Verdi sfilando, grazie.